La più cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it con il TG serale. Oggi prima giornata di zona arancione in Lombardia dopo le polemiche e i botte e risposta tra Milano e Roma. E allora vediamo i dati sull'emergenza coronavirus forniti oggi proprio dalla regione. Rispetto a ieri diminuiscono i decessi, oggi sono morte 44 persone, ieri erano state 104. Sale l'indice di positività rimanendo comunque basso, dal 4,8 si passa oggi al 5,9%. Oggi infatti sono stati 1.375 i nuovi contagi su 23.182 tamponi processati. I ricoveri, aumento di 7 pazienti in terapia intensiva, attualmente siamo a 405, diminuzione di 71 pazienti negli altri reparti, siamo a 3.428 persone ricoverate in Lombardia. Infine i numeri riguardanti le province: a Varese 64 nuovi casi, Varese al settimo posto, in regione al primo Milano con 373 nuovi contagi, poi Brescia a 350. Passiamo alla cronaca, la rivolta al carcere dei Miogni il giorno dopo. Le forze dell'ordine hanno chiuso il verbale sui disordini avvenuti nella casa di detenzione varesina. 6 le persone arrestate e trasferite nel carcere di Busto Arsizio, ma il pubblico ministero della Procura di Varese, Valeria Annazzini, ha ritenuto di non applicare la misura cautelare coercitiva trattandosi di soggetti tutti già in stato detentivo per altra causa. Le accuse: concorso in resistenza pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, istigazione a delinquere. Stando alla ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, la scintilla che avrebbe fatto divampare i disordini sarebbe stata la richiesta di un detenuto che gli venisse riparata la televisione nella sua cella. Una volta appreso che avrebbe dovuto attendere fino al giorno successivo, si sarebbe impuntato di non voler tornare nella stanza e poi avrebbe iniziato a urlare, raccontando di essere stato preso a pugni. Da qui lo scoppio della rivolta. Il carcere è stato letteralmente devastato. 2 piani sono stati dichiarati inagibili, distrutti sistema di videosorveglianza, quadri elettrici, cabine telefoniche, frigoriferi, strappati i cavi della corrente con rischi annessi e allagati alcuni locali. 30 detenuti sono stati trasferiti in altre sedi, ai Miogni sono rimasti 40 detenuti. Ancora la cronaca: 5 persone arrestate per l'assalto al tir dell'Amazon avvenuto 8 mesi fa. 4 uomini sono finiti in carcere, 1 agli arresti domiciliari. Gli arrestati sono residenti a Caronno Pertusella, Lainate, Ro ed Esio e a vario titolo devono rispondere di sequestro di persona, rapina a mano armata e ricettazione. Recuperata buona parte della refurtiva nei pacchetti Amazon, c'era all'interno merce di vario tipo che doveva essere consegnata ai clienti della zona. Ora la pagina dello sport dedicata al calcio, i risultati della domenica calcistica. Nel match all'ora di pranzo in Serie C la Pro Patria ha acciuffato in extremis la Carrarese, 1-1 il punteggio finale, meglio i toscani nel primo tempo, in gol Marilungo in apertura, gran reazione della Pro Patria nella ripresa e pareggio nei minuti di recupero con le noci. In Serie D, pareggio casalingo beffa per il Varese, 1-1 con il Saluzzo, in vantaggio con Capelli al termine del primo tempo. I biancorossi sono stati raggiunti al fotofinish nei minuti di recupero dai piemontesi. Ha pareggiato anche il Legnano, 1-1, punteggio identico, sul campo della Folgore Caratese, in gol Gasparri e il portiere russo, il portiere dei Villa, ha parato un calcio di rigore, il secondo consecutivo dopo quello parato nella gara precedente. Bella vittoria esterna della Castellanzese in Val d'Aosta contro il Pondonnaz, 3-0, doppietta di Chessa e gol dell'ex varesino Zazzi. Pari interno per la Caronnese, 1-1 contro la Lavagnese, pari in rimonta, gol nel finale di Calì. Infine l'Arconatese è stata sconfitta 2-0 in Liguria dall'Imperia.
In chiusura una bella notizia di pallavolo, continua il buon momento della UIBA, la squadra di Busto Arsizio ha appena battuto 3-0 la Zanetti Bergamo, successo con i parziali di 25-16, 25-18, 25-15, dunque una UIBA che sta andando in questo momento almeno a gonfie vele. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata.